Sulle nuove linee e i nuovi orari di ACTV nulla è scritto nella pietra. Lo assicura l'assessore veneziano alla mobilità Renato Boraso, che apre la possibilità di correggere in corsa alcune criticità emerse durante i primi giorni di sperimentazione. Abbiamo ricevuto anche qualche sincero ringraziamento rispetto alle corse in più aggiunte. Certo, ci sono delle questioni tipo via Torino, via Ancona, via Piave, una parte del Terraglio, e sulla Castellana adesso noi stiamo acquisendo tutte le segnalazioni e cercando di contemplare le esigenze della maggioranza dei nostri concittadini. Stiamo raccogliendo le segnalazioni di tutti gli utenti del servizio, annuncia Boraso. Siamo pronti a valutare caso per caso ed eventualmente modificare quello che non funziona. Non accettiamo patenti da parte di alcuni rappresentanti delle opposizioni del Comune che hanno distrutto la mobilità della città e tantomeno ai sindacati. Noi ci affidiamo agli utenti, vogliamo ascoltare le segnalazioni degli utenti e cerchiamo di migliorare dove possiamo. Quello da cui non possiamo prescindere, precisa l'assessore, sono il tram e l'interscambio di Piazzale Cialdini, che vanno fatti funzionare al meglio. Di tutto il resto si può discutere, comprese le corse notturne verso l'ospedale che, se non verranno utilizzate, saranno nuovamente ridotte. Abbiamo garantito molti nuovi servizi e in qualche zona effettivamente sono emersi dei problemi. Su questo io prendo atto con grande onestà e grande sincerità delle segnalazioni. Non abbiamo la verità in tasca come il PD, noi dove abbiamo sbagliato senz'altro faremo delle correzioni e cerchiamo perché vogliamo che gli utenti ritrovino dei riscontri, perché ci sono dei pendolari, gente che va a studiare, gente che lavora, e cerchiamo di migliorare dove possiamo.